Ceviche rosa si può fare. Rapa rossa cotta al forno, una dadolata piuttosto regolare. Mariniamo la rapa già cotta con olio, sale, un pochino di aceto e una macinata di pepe. Prepariamo adesso il leche de tigre. Scarti di rapa, latte di cocco, sedano, zenzero, una punta di peperoncino, un pezzettino di peperone, una bella cipolla. Mettiamo dentro spicchietto d'aglio e una bella spremuta di lime. Un piccolo segreto: per alzare un pochettino il sapore e l'intensità, qualche goccia di salsa di soia. Regolatevi con un pochettino di sale, quindi frulliamo tutto. Alla fine dobbiamo utilizzare anche una piccola percentuale di acqua. Filtriamo definitivamente il nostro leche de tigre rosa. È uno di quei piatti della tradizione peruviana che nasce proprio per risvegliare i morti. Proprio per questo si chiama leche de tigre. Prepariamo adesso le guarnizioni. Peperone pelato, facciamo una sottilissima brunoise. Cipolla ben lavata, tagliata sottile, un bel cipollotto verde ben lavato. Peperoncini di fiume, li tagliamo a striscioline sottilissime. Il cuore di un buon sedano. Prepariamolo per la tavola. Quindi la rapa marinata come se fosse una bella tartare di pesce bianco. Guarniamo con i vegetali, poco di sedano, il peperone. Mettiamo il cipollotto, la cipolla rossa, i nostri friggitelli. Per completarlo in versione più etnica, un po' di coriandolo, buon latte di tigre. E qui un goccino d'olio d'oliva. La ceviche rosa è pronta, un piatto anche per i nostri amici vegani. Per quest'estate, per i momenti più belli, fate i bravi.